L'assessore ai trasporti del comune di Chioggia, Maria Rosa Buscolochio, prende oggi la parola aggiornando sulla situazione che si è sviluppata in queste settimane di gestione di Arriva Veneto del trasporto locale. Criticità ne sono affiorate, ammette, le stiamo affrontando con Arriva Veneto. Le modifiche che vengono apportate al servizio non possono essere introdotte in tempi brevissimi, lo spostamento di corse e di orari possono manifestare conseguenze, alcune rimodulazioni comunque sono già state introdotte. Nella linea verso Cabianca, per esempio, che risultava essere la più penalizzata dal nuovo servizio, sono state introdotte 3 corse la domenica, utilizzando una deviazione della linea 8. Sono stati modificati alcuni orari, introdotte 2 nuove corse aggiuntive. Continua per tutte le frazioni il servizio a chiamata che funziona tutti i giorni tranne che nei festivi. Ora si sta lavorando ai prossimi interventi verso le frazioni di Calino Isola Verde e di Cavanella Sant'Anna. L'assessore rende noto che le criticità che vengono riscontrate attualmente forniscono dati che si riveleranno utili nella definizione del capitolato per il bando. L'attuale servizio emergenziale sperimentale andrà in scadenza infatti il 31 dicembre del 2026. Ammette inoltre l'importanza della collaborazione che quotidianamente hanno dato i cittadini in questa fase. Anche il sindaco ammette i disagi e le difficoltà riscontrate dall'utenza del sistema di trasporto in questa fase iniziale del servizio, sottolineando che si è in attesa di nuovi bus, il cui arrivo è previsto per l'estate. Si sta lavorando per ottimizzare le corse scolastiche e i collegamenti con le frazioni. Ha ribadito inoltre che si stanno affrontando tutte le problematiche per risolverle con impegno. Ribadisce il sindaco, gli autisti, i pullman e i servizi non li fa il comune, concludendo il comunicato con questa frase che ci fa riflettere, in quanto sottintende uno scarico totale di responsabilità sull'azienda se il servizio offerto non è perfetto. Sappiamo che il comune non è il diretto responsabile della gestione di autisti, di mezzi e di servizi, ma il suo è un ruolo di supervisione, di indirizzo, di contrattazione. Resta sempre da chiarire la definizione del rapporto con ACTV, azienda partecipata del comune di Chioggia. Come verrà concluso il rapporto, se verrà concluso? Il capitale che aveva a suo tempo investito Chioggia, in quale misura tornerà al comune di Chioggia? Inoltre, qual è la differenza di costo tra il servizio offerto da Arriva Veneto e quello che offriva ACTV prima del momento di crisi? Ad ACTV erano necessari 330.000 euro annui per la congruità del servizio, soldi che il comune a un certo punto con la gestione di Armelao non ha più dato. Arriva Veneto riesce ad essere congruo anche senza questo esborso da parte del comune? Domande a cui ci piacerebbe avere una risposta.